e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi il fu giornale della borghesia produttiva del Nord, il Corriere della Sera, si supera, cioè rilancia diciamo nell'asticella dell'assurdo, neanche del ridicolo che ci sta propinando il mainstream da qualche tempo. E fa un titolo e allestisce una pagina dadaista che dice molto però dei tempi pazzotici che stiamo vivendo. Pagina 4 del Corriere, il primo piano sulla guerra commerciale che sta sconvolgendo il mondo, anzitutto tra il gigante americano e il gigante cinese, poi a cascata su tutti, quindi il tema del giorno, le pagine salienti del giornale. Titolone: Xi fa il liberista. Dazi, perdiamo tutti e sigla accordi con i vicini più colpiti. Il tour del leader cinese, prima tappa da noi. Xi fa il liberista. È uscito davvero oggi nelle pagine più importanti sul tema più importante di queste settimane, sul Corriere della Sera, il principale giornale italiano. E poi c'è una foto meravigliosa. Sotto questo titolo c'è una foto dell'incontro in Vietnam tra delegazione cinese e delegazione vietnamita, con uno sfondo di bandiere rosse dove si vede la falce e il martello. Quindi sotto l'affermazione Xi fa il liberista si vede in primo piano una bella bandiera rossa con la falce e il martello. Capite che siamo al postmoderno puro? Cioè vale veramente tutto, cioè da oggi si può sostenere la qualsiasi, abdicando ogni minimo canone di verosimiglianza storica, filosofica, anche morale obiettivamente, perché ora si può diciamo credere o non credere alla famosa distinzione di Benedetto Croce tra liberismo inteso come mera teoria economica e liberalismo inteso come teoria filosofica più generale dei diritti individuali. Einaudi, per esempio, criticava questa distinzione, sosteneva che sostanzialmente il liberismo e il liberalismo erano due facce della stessa medaglia, di una filosofia della libertà. Ma al di là di questo, anche il liberismo pensato a sé come approccio economico presume alla base la nozione di libertà individuale, cioè il liberismo presume comunque il liberalismo così come è stato sviluppato in Occidente, ci risulta, e non a Pechino. Cioè il liberismo presuppone l'esistenza di un individuo dotato di diritti naturali inalienabili che precedono lo Stato, figuratevi il partito unico, e che peraltro solo giustificano l'esistenza di qualcosa come lo Stato, che deve tutelare questi diritti inalienabili dell'individuo. Cioè il liberismo presume John Locke, presume appunto la grande avventura liberale dell'Occidente, la nozione di libertà inalienabile, che poi è libertà di pensiero, che poi è libertà di stampa, che poi è libertà religiosa, all'interno di queste libertà riconosciute ontologicamente all'individuo c'è anche la libertà economica. Questo è il liberismo come si è sviluppato dall'avventura del liberalismo occidentale. Ora non sappiamo, il Corriere che il collega che ha fatto il titolo che testi abbia letto, ma noi non abbiamo trovato in nessun testo di nessun classico liberale, diciamo, la teorizzazione dei campi di concentramento. Oggi in Cina, nella patria di Xi, dove ci sarebbero le magnifiche sorti progressive del liberismo 5.0 secondo il Corriere, nella patria di Xi oggi sono attivi 1400 laogai, a tutti gli effetti campi di concentramento per dissidenti sgraditi al regime, dirigenti caduti in disgrazia. In questi campi di concentramento la quotidianità è sinonimo di inferno, è sinonimo di tortura, denutrizione, lavoro forzato anche 18 ore
ore di fila, sedute di autocritica, come ai tempi del grande timoniere Mao, ci sono ancora quotidianamente in Cina. Ci sono 1400 campi di concentramento, non crediamo siano previsti dal liberismo. Non sappiamo che testi abbiano letto i colleghi del Corriere, ma noi nessun testo di Hayek o di Friedman abbiamo trovato la nozione del partito unico. Non crediamo che il liberismo presuma l'esistenza del partito unico che coincide coi gangli dello Stato e che a cascata determina la vita dello Stato, della società che non ha alcuna autonomia, figuriamoci in quanto società civile rispetto allo Stato partito, e anche dell'economia e anche delle aziende, ovviamente. Non abbiamo trovato in nessun testo, nessun classico partito può sparire dalla sera alla mattina, può essere inghiottito da uno dei laogai o dai carceri cinesi o essere comunque sequestrato dal partito in barba ai suoi familiari, di lui si può non sapere più nulla e l'azienda passa tout court allo Stato. Non abbiamo, come dire, nessuno di queste cose che sono quotidiane, che sono l'ABC del regime totalitario cinese, crediamo che cozzino lievemente col liberismo. Ma i colleghi, insomma, ormai sono appunto oltre, sono in una dimensione dove non valgono più i significati normali, riconosciuti storicamente nel linguaggio condiviso. Anche l'attacco del pezzo firmato Guido Santevecchi è meraviglioso. Xi Jinping ha ripreso dall'armadio il mantello da difensore della stabilità e del libero commercio. Il collega si è dimenticato di aggiungere, del libero commercio inteso come lo intende lui, cioè la prosecuzione della concorrenza sleale, basata tra l'altro sulla negazione di qualunque diritto del lavoro e lo schiavismo spesso anche minorile in Cina. Anche quello non l'abbiamo trovato in nessun classico del liberismo, no? Lo schiavismo, meccanismo col quale sta lanciando un'OPA imperiale sul mondo, contro il mondo libero, sta sfidando l'egemonia dell'America e soprattutto ha già fatto saltare, potrebbe far sempre più saltare intere filiere produttive europee, americane e occidentali, perché il libero commercio, inteso come lo intende lui, è la concorrenza sleale accompagnata dall'imperialismo del dragone. Ora, capite che ci stiamo anche avvitando, perché noi rimaniamo in una dimensione dove tentiamo di dare una parvenza di significato. Il Corriere, fu giornale della borghesia produttiva italiana, è oltre, si esercita ormai nel postmoderno puro, perché dopo il titolo Xi fa il liberista, sopra una foto in cui viene ritratto il leader cinese con dietro la falce e il martello, davvero, francamente, vale la qualsiasi. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.